Sono Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia all'Università Ca' Foscari di Venezia e membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. La mia disciplina per l'appunto è la psicologia. In questo breve intervento parlerò della nascita di questa disciplina, e cioè della psicologia scientifica. In tutti i manuali di storia della psicologia, questo è il manuale che è stato più utilizzato in Italia, che ancora oggi è il più utilizzato per introdurre gli studenti allo studio di questa disciplina, viene ricordato l'episodio che oggi riassumerò brevemente. Perché questo episodio è così importante? È così importante perché segna la divaricazione, il distacco della psicologia scientifica dalla psicologia del senso comune. La psicologia, rispetto a tutte le altre discipline praticate dagli studiosi dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, soprattutto le discipline scientifiche, si distacca per un motivo essenziale, cioè per il metodo. La psicologia usa il metodo sperimentale come molte altre discipline, a partire dalla fisica, che con Galileo sistematizzò e inaugurò questo metodo che poi è diventato, per quanto riguarda gli oggetti della fisica, molto sofisticato. Questo è il metodo che differenzia la psicologia scientifica da quella del senso comune. Non l'oggetto, perché la psicologia studia l'apprendimento, come impariamo le cose, come le memorizziamo, come le percepiamo, le emozioni che proviamo. Questi stessi fenomeni psicologici, questi stessi meccanismi mentali, li troviamo nella psicologia a senso comune, quella psicologia che troviamo incorporata nei romanzi, nei film e così via. Quindi l'episodio di cui vi parlerò brevemente è stato simbolicamente assunto come il distacco, la presa di coscienza da parte di alcuni studiosi, in questo caso gli astronomi, che l'uomo della vita quotidiana, quello di cui ci parla la psicologia del senso comune, che ha già trovato grandi organizzazioni in studiosi come Aristotele scrive un libro sul pensiero, un libro sulla memoria. Ebbene, questa trattazione che viene fatta esaminando o i meccanismi mentali dentro noi stessi o al di fuori di noi stessi quando interagiamo con gli altri, non è sufficiente per spiegare adeguatamente il funzionamento dell'uomo. L'episodio a cui mi riferisco ebbe luogo a Greenwich. A Greenwich c'era un osservatorio astronomico molto importante. Uno dei compiti di questo osservatorio astronomico, che aveva un'applicazione molto importante per la più grande potenza commerciale di quei tempi e potenza anche marittima militare, era tracciare mappe non solo della terra, dei mari, degli scogli e così via, e le rotte su questa, sul mare, ma tracciare anche la posizione degli astri in determinati momenti nel cielo, perché in realtà dall'interazione tra tutte queste osservazioni si poteva in maniera più precisa stabilire la rotta delle navi che si muovevano per i mari. Il compito di cui io vi parlo consisteva nell'identificare il momento preciso e la posizione precisa del passaggio di un corpo celeste nel cielo. Questo compito veniva fatto osservando dentro l'oculare del telescopio, come io adesso sto osservando l'oculare della macchina che mi sta riprendendo. In questo oculare era sovrapposta una griglia di linee verticali e orizzontali numerate, come una scacchiera. Il compito di Kinnebrooke, che era l'assistente dell'astronomo reale Lord Maskelyne, consisteva nel identificare un corpo celeste, far partire un metronomo, contare i battiti del metronomo e individuare un momento esatto in cui il passaggio del corpo celeste sulla griglia del telescopio che stava guardando dentro l'osservatorio coincideva con l'incrocio tra un segmento orizzontale e un segmento verticale. Un compito che richiedeva molta precisione e attenzione, molte risorse attentive. E quello che poi emerse, perché anche
l'astronomo reale, Lord Maskelyne, faceva osservazioni, Lord Maskelyne cominciò a confrontare sistematicamente le sue osservazioni con quelle di Kinnebrooke e scoperse che c'era una deviazione sistematica. Lui l'attribuì alla poca precisione di Kinnebrooke. Licenziò Kinnebrooke, per Kinnebrooke una tragedia, era un posto bellissimo, aveva 30 anni, cadde in terribile depressione, poi Kinnebrooke, giovanissimo, morì. Un astronomo tedesco, Bessel, molti anni dopo, ebbe un'intuizione molto corretta, e cioè che non era stata l'imperizia e la disattenzione di Kinnebrooke, ma che in realtà tutte le persone hanno dei limiti cognitivi e hanno delle differenze sistematiche le une dalle altre. Quindi raccolse tutte le osservazioni fatte nei centri di astronomia tedesche e scoprì che ogni astronomo aveva un'equazione personale, cioè sistematicamente, a seconda anche delle condizioni ambientali di rilevazione, aveva un ritardo, un anticipo rispetto alle osservazioni degli altri. Quindi scoprì che si poteva misurare i limiti dell'uomo e lo scarto tra l'uomo come osservatore nella vita quotidiana con i mezzi che l'evoluzione naturale della specie umana gli avrebbe procurato, con le osservazioni che nascevano grazie alle macchine. Questa constatazione, che poi risultò superata perché venne introdotta la fotografia un secolo dopo nell'astronomia, diede origine alla misura delle nostre capacità psicologiche e alla psicologia differenziale, cioè al fatto che ogni persona è un po' diversa dagli altri e che questa differenza è sistematica. E in seguito diede luogo a un'intera disciplina, la psicofisica, in cui si studiano i rapporti tra la grandezza degli stimoli ambientali e la percezione che abbiamo di questi stimoli. Grazie. Sono Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Sono anche membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Vi parlerò brevemente del rapporto tra la psicologia del senso comune e la psicologia scientifica. La psicologia del senso comune è la psicologia che tutti conoscono se non hanno studiato psicologia. Cos'è che non hanno studiato? Non hanno studiato i risultati che si ottengono adottando il metodo sperimentale, il metodo di tutte le scienze sperimentali. Quando noi adottiamo questo metodo facendo esperimenti e studiando il comportamento delle persone in condizioni controllate e misurandone le prestazioni, talvolta scopriamo dei risultati che ci sorprendono. La psicologia sperimentale ha questo di affascinante, e cioè che è sorprendente. In che senso sorprendente? È sorprendente perché in certi settori, in certi campi, in certi esperimenti, sistematicamente diversa da quello che diremmo con il senso comune. La psicologia del senso comune ovviamente è la psicologia più diffusa perché si basa sull'osservazione del comportamento degli altri e sull'introspezione, cioè l'osservazione dei nostri fatti mentali interni. La letteratura, il cinema, l'arte, ma la stessa filosofia, fin dai tempi di Aristotele, in realtà ha utilizzato questi due strumenti. Osservazione del comportamento altrui nella vita quotidiana, osservazione dei fatti mentali interni. Aristotele ha scritto una bellissima teoria del ragionamento, cioè del sillogismo, di come facciamo a ragionare, ciò che secondo lui era il pinnacolo della razionalità umana, esattamente osservando i ragionamenti delle persone, dei suoi allievi, quando insegnava la logica, i sillogismi. Lo stesso, avete dei romanzi bellissimi, probabilmente per uno psicologo sperimentale, una scrittrice come Catherine Mansfield, è quella che più rende l'idea della vita mentale e affettiva delle persone. Un anno fa, con una psicologa che insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia psicologia
generale, una mia collega, io non insegno più, sono professore emerito, si chiama Alessandra Iacomuzzi. Abbiamo scritto una introduzione alla psicologia che si basa per l'appunto sulla differenza tra la intuizione tipica di chi conosce la psicologia del senso comune, cioè la grande maggioranza delle persone, e gli esperimenti di psicologia che sono l'oggetto di questa disciplina, per soffermarci, per accentuare, per enfatizzare questo scarto tra il senso comune e i risultati degli esperimenti. Vi farò alcuni esempi. L'esperimento probabilmente più noto al mondo, non solo tra i psicologi, anche tra chi divulga la psicologia o nella cultura generale, è un esperimento fatto sulla capacità delle persone, nella fattispecie dei bambini piccoli, di posporre un desiderio, cioè di autocontrollarsi e di rimandare un desiderio. Questo esperimento è stato concepito da uno psicologo tedesco forzosamente migrato negli Stati Uniti, Walter Mischel, e consiste, in sintesi, nel far aspettare un bambino in una stanza disadorna da solo o, come vedremo, insieme ad altri bambini. Mettergli davanti al tavolino che ha davanti alla sedia dove è seduto un dolce e dirgli, la persona che lo dice è un'educatrice, una persona che lui conosce, non un estraneo, se tu, di cui quindi si fida, è anche un esperimento sulla fiducia in certo qual modo, se tu, adesso io devo uscire, se tu aspetti a mangiare questo dolcetto, era un marshmallow originariamente, un dolce noto ai bambini americani, e se tu aspetti, quando io torno qua nella stanza, io te ne darò 2, aspettami, che quando torno te ne do un altro uguale, così ne puoi mangiare 2. L'esperimento molto elementare consiste nel vedere se i bambini sanno aspettare oppure no. I risultati di questo esperimento sono molteplici. Da un lato mostrano che già a 4 anni i bambini sono diversi, quindi su di loro può avere già inciso un certo stile educativo e si può già avere inciso una differenza che è una differenza che hanno fin dalla nascita. Alcuni bambini aspettano e altri non aspettano. Quello che poi si scopre seguendo i bambini in tutta la loro vita, come ha fatto Mischel originariamente, è che quelli che già a 4 anni sanno posporre un desiderio sono quelli che poi avranno più successo, intendo successo con i criteri della nostra società, cioè studieranno più a lungo, avranno più successo negli studi, più successo nel lavoro, più successo nel fare una famiglia. Però questo esperimento mostra altro, anche che noi possiamo variare. Per esempio, se c'è un altro bambino che ci guarda e questo bambino è capace di autocontrollarsi di fronte allo stesso compito, il bambino sa aspettare di più. E sa aspettare di più anche se sa che verrà giudicato sulla base della sua prestazione o se verrà osservato. E questo mostra un altro filone di esperimenti dove, contrariamente al senso comune, noi non siamo buoni, cattivi, onesti, disonesti, coraggiosi, ma a seconda delle circostanze possiamo esibire comportamenti classificabili in questo modo. Esperimento molto famoso, venne fatto in un'università americana, lo riassumo brevemente, prendendo a caso gli studenti, facendoli giocare come in un teatro immaginario, alcuni il ruolo di carcerieri e l'altro il ruolo di prigionieri. Nelle effettive carceri era tutto realistico, creduto come tale da chi partecipava all'esperimento. Dopo qualche giorno i prigionieri erano sottomessi e obbedienti e gli altri invece, i carcerieri, diventavano aggressivi, prepotenti, autoritari. E questo non dipendeva dalle loro caratteristiche abituali, dipendeva solo dal ruolo che si erano trovati ad assumere. Se invece i carcerieri fossero stati, prigionieri e viceversa, sarebbe successo lo stesso. Questo mostra una tesi molto importante per la psicologia, che noi non abbiamo una personalità, uno stile fisso, ma che questo può variare moltissimo a seconda delle circostanze. Grazie.